No, io prima devo chiedere come dire, una consulenza ad Antonio Di Pietro. Allora, che significa la mossa che che hanno fatto i magistrati di Torino inviando questo modello K? Una mossa ineccepibile. Hanno detto semplicemente, siccome il nome di Cancellieri figura in una posizione tutta da accertare, perché ci sono dei riscontri oggettivi, telefonate che vanno e che vengono, contenuti da valutare nell'insieme delle altre prove, inoltre ci sono tabulati, che cos'è? Un fatto penalmente irrilevante o da sviluppare e quindi successivamente da verificare a modello K, cioè come atti relativi alle risultanze emerse che le valutano, previ accertamenti preliminari, i magistrati competenti territorialmente. Da qui a dire che siccome i magistrati hanno detto che non è indagato o che negli atti ci possa essere o non essere rilevanza penale, c'è un abisso. Quindi dire che siccome hanno detto non è indagata, quindi deve avere la fiducia, già azzecca proprio. La fiducia in Parlamento lo si ha e lo si deve dare per motivi politici. Se lo merita o no politicamente questa fiducia? Se io fossi stato in Parlamento l'avrei sfiduciata, avrei chiesto il voto di fiducia perché politicamente ritengo che una persona delle istituzioni che si comporta in questo modo e che continua a mantenere questi rapporti con personaggi di questo genere a fare il ministro della giustizia in salsa e caprò. Però diciamo i magistrati non si sono presi nessuna... Non possono prenderlo. Non possono prenderlo. Il modello K, insomma, il modello la K è proprio questo. Però non potevano nemmeno chiudere. Non potevano nemmeno chiuderlo il fascicolo. Non potevano litigarlo. Ma infatti non è facile, non è chiuso, è aperto. Sì, dico, visto che non sono territorialmente competenti a Torino, forse non potevano nemmeno chiuderlo il fascicolo. Le assicuro che non hanno chiuso il fascicolo, hanno aperto il modello K, non chiuso appunto, il modello ma anche volendolo chiudere non potevano farlo. Non possono farlo perché non hanno competenza a farlo. Hanno aperto un fascicolo perché ci sono degli elementi oggettivi da valutare e da sviluppare. Chi lo deve fare? La procura territorialmente competente. Dire che quindi sia persona da indagare o meno, non lo sappiamo perché... Semplicemente hanno detto non siamo noi che decidiamo. Non siamo noi che dobbiamo fare l'indagine perché non ci compete territorialmente. Ma torno a ripetere, usare questa dichiarazione e questo comportamento correttissimo della Procura di Torino per dire la Cancelliere ne è uscita indenne, già azzecca proprio, è soltanto una furbata. Allora Di Pietro diceva prima De Manzoni, perché però il ministro Cancellieri, ove non succedesse nulla, nel senso rimane al suo posto, difesa da Napolitano, però avrebbe un'agibilità, diciamo così, per la sua azione di ministro ridotta. È così. Non v'è dubbio che un ministro della giustizia con tutti questi problemi, dove si presenta alle Camere per presentare un provvedimento, il Napolitano addirittura vuole l'indulto e l'amnistia, ve lo immaginate, la Cancelliere va lì a presentare un provvedimento del genere, bisogna fare la riforma in materia di giustizia, ve lo immaginate la Cancelliere che va lì a fare questo discorso? Io però mi permetto di dire una cosa un po' più a monte, la Cancelliere, a mio avviso, è il governo che non ha più titolo politico per restare dov'è, perché questo governo, sorretto da una maggioranza di larghe intese, che doveva fare cioè, nonostante che gli italiani avevano votato l'uno contro gli altri, due partiti maggiori si mettono insieme per risolvere i problemi del Paese, il risultato è che stiamo con i piedi per terra, per non dire qualche altra cosa, che stiamo disperati, continuiamo a discutere dei massimi sistemi. Nel frattempo, davvero voi credete che in Sardegna tutto ciò che è solo successo perché è arrivato un uragano o un semplice nubifragio? Cioè quei ponti sono crollati così perché la forza della natura o la forza della sabbia al posto del cemento armato? Quindi oggi come oggi questo governo che doveva risolvere 1000 problemi in materia di lavoro, di occupazione, di riforme istituzionali, a mio avviso sta lì soltanto a vivacchiare, è una maggioranza, sta in Parlamento soltanto sul piano formale perché con il Porcellum sono stati nella maggior parte nominati e se vanno alle elezioni non saranno riconfermati e come tali quindi hanno tutto l'interesse a stare in Parlamento a vivacchiare. Questo è sempre stato vero di tutti. E allora risolviamo il problema a monte. Io credo che un gesto di responsabilità verso il Paese è questo. Una legge elettorale che rimette in mano
ma si può fare anche in un mese se ci fosse responsabilità, ma chi sta in Parlamento mi può confermare che non c'è assolutamente questa volontà. Dopodiché si va alle elezioni, che siano i cittadini a scegliere chi stare al Parlamento e chi stare a casa, non questa finzione che uno prima vota e poi si ritrova al governo quello che non ha votato. Allora per quella regione bisogna dare fiducia. Avete visto che è successo in Basilicata? Oltre il 50% non va più a votare. Fra poco non ci saranno più solo quelli che non vanno più a votare, ma quelli che cominceranno a prendere i bastoni e a rompere le finestre e a rompere i vetri. Questo non dico che bisogna farlo. Per evitarlo bisogna intervenire per tempo. Se la politica continua ad arretrare in ogni luogo, è chiaro che poi in queste vicende avanza il Presidente della Repubblica, perché qualcuno che ci stia è necessario. Però è la politica che fa i passi indietro. Sotto questo aspetto, quando c'è un governo che presenta una legge di stabilità e dice è soltanto una prova, ci pensi il Parlamento e ci sono 3.200, 3.500 emendamenti a quella legge di stabilità, vuol dire che è un governo che non sa prendere né le decisioni né le responsabilità delle sue decisioni. Che ci sta a fare? Perché il problema per il Paese non è la logica delle formulette e formuloni, è che non si fa una cosa che si può dire che da quando c'è il governo Letta si sia risolta per questo Paese. Che ci sta a fare lì? Prima si va a votare, meglio è. Volevo appunto chiudere il discorso e scusarvi innanzitutto che ci ascolta, ma mi pare che tutti quanti questa mattina abbiamo detto la stessa cosa. Abbiamo un governo che non sa, non vuole, non può fare nulla e quindi io credo che ancora una volta... Questo però l'ha detto anche lei. Siccome l'abbiamo detto tutti, però chi sta in Parlamento ne tragga le conseguenze, cioè metta in condizione il governo di non avere più la fiducia necessaria perché altrimenti è corresponsabile, perché è inutile che dica io sono una forza extraparlamentare, ma chi sta in Parlamento mette davanti alle sue responsabilità il governo e cioè vale a dire, se non sei capace di fare questo, la Corte Costituzionale non va bene che rimette il Mattarellum in gioco, ma che il Parlamento allora faccia in una settimana questa legge elettorale e si torna al voto, perché fra poco si torna ai Mattarelli piuttosto che al voto. Ecco perché io dico che mai come in questo momento dobbiamo prendere delle decisioni, ma le decisioni non può dire semplicemente il governo lo prende, che il Parlamento si assume le responsabilità, sia conseguente, altrimenti sia corresponsabile. Questo è il mio punto di vista. Per quanto riguarda le decisioni, la sua decisione, poi la lasciamo andare, sarà di candidarsi alle elezioni europee? L'Italia dei Valori sarà presente alle prossime elezioni europee in una visione rinnovata, perché riteniamo che è finito il tempo Berlusconi, Di Pietro, Grillo, adesso arriva Renzi, Bossi, eccetera. Ci vogliono partiti che riprendono la loro forza dalla base, non dalle figure... Sta dicendo che Di Pietro smonta l'idea del partito personale, non si candiderà a lei? Intendo dire che mi candidi come militante dell'Italia dei Valori e non più come leader dell'Italia dei Valori, tanto è vero che ieri l'Italia dei Valori è stata ricevuta anche dal Capo dello Stato e io per rispetto alla nuova dirigenza ho lasciato che sia la nuova dirigenza a dare al Capo dello Stato. La facevano entrare? Come? La facevano entrare al Quirinale. La facevano entrare al Quirinale se andava. Perché bisogna vedere chi dei due Alleato con Renzi, scusi. Alleato con Renzi, le piacerebbe? Alle elezioni europee l'Italia dei Valori, come è giusto che sia, vada a confrontarsi da sola. L'Italia dei Valori però nel nuovo congresso che ha fatto una scelta di campo, ricostruire un'alleanza di centrosinistra, un sistema bipolare e all'interno del centrosinistra portare avanti le proprie battaglie in materia di legalità, trasparenza e buona amministrazione, nel rispetto di tutto ciò che fanno anche gli altri. Allora salutiamo Di Pietro, grazie. Riconosciamo il principio che dice lui, cioè vale a dire che quando si è all'interno della coalizione bisogna rispettare la volontà della maggioranza. È un'offerta di alleanza. Un'offerta no, siamo stati in Basilicata, abbiamo vinto insieme proprio questa notte. In Abruzzo stiamo alleandoci insieme. L'Italia dei Valori ha ripreso un discorso, la differenza fra l'Italia dei Valori e il Movimento 5 Stelle qual è? Che il Movimento 5 Stelle fa opposizione, l'ho già fatta anch'io, ma dopo 3 volte gira tutti giù per terra. Io credo che la cosa migliore è assumersi le proprie responsabilità e lo vogliamo fare all'interno di una coalizione di centrosinistra rispettando quelle di centrodestra.